occasione del 25 aprile vi presento un viaggio storico a partire dalla nascita del fascismo fino a giungere alla sua caduta. Poniamoci questa domanda: che cos'è il fascismo? È un movimento politico nato nel 1919 dai fasci di combattimento, ovvero dagli ex combattenti della Prima Guerra Mondiale, i quali erano delusi dalle mancate soddisfazioni post-belliche. Non perdente, noi conosciamo la fine della Prima Guerra Mondiale come la vittoria mutilata. Evidenziamo come alle elezioni del 1919 nessun esponente venne eletto, ma nel 1921 dai fasci di combattimento nasce il Partito Nazionale Fascista. Grazie a chi? Grazie soprattutto al suo leader Benito Mussolini, l'ex socialista, che porterà il nuovo partito in breve tempo alla dittatura. Ricordiamo che nel 1919 nasceva il Partito Popolare di Don Luigi Sturzo, il 21 gennaio del 1921 dal Partito Socialista veniva fondato, o per meglio dire, da una parte del Partito Socialista veniva fondato il Partito Comunista Italiano di Antonio Gramsci. Nel 21 sempre, nell'aprile, nasceva il Partito Sardo d'Azione di Emilio Lussu, Camillo Bellieri, Davide Cobba. Questi nuovi partiti affiancavano i partiti tradizionali dei liberali, dei democratici, dei repubblicani, oltre il citato Partito Socialista fondato da Filippo Turati nel 1892. Bene, a questo punto vediamo come il partito fascista mette radici nella società italiana, in una società in crisi, e il 28 di ottobre del 1922 mise in atto la sua forza attraverso la marcia su Roma. Di conseguenza, il re Vittorio Emanuele II, III, aveva dato l'incarico governativo a Mussolini, appunto. Dopo 2 anni, alle elezioni del 1924, il fascismo prende il potere attraverso brogli elettorali e soprattutto con azioni intimidatorie verso la povera gente, la quale veniva minacciata con violenza verbale e anche fisica. Nello stesso anno, ovvero in occasione delle elezioni, il socialista Giacomo Matteotti, a causa delle sue accuse verso il potere, ritenuto responsabile appunto dei brogli elettorali, veniva assassinato dai fascisti. In questo quadro storico avvenne un subbuglio, un movimento diciamo critico assai verso il fascismo da parte anche di una frangia dei suoi esponenti. Tutto ciò venne confermato da Mussolini, il quale aveva dichiarato la sua responsabilità di natura sia politica ma anche d'azione verso l'accaduto. In sostanza Mussolini era il mandante dell'assassinio di Giacomo Matteotti. Rammentiamo il famoso discorso parlamentare tenuto dal Duce il 3 di gennaio del 1925. Quindi in questi 2 anni, tra il 25 e il 26, il fascismo completava la sua azione dittatoriale attraverso le leggi fascistissime. Cosa dicevano queste leggi? Cosa avevano messo in essere? Ovvero, il podestà sostituiva il sindaco. Rammentiamo che nelle città e nei paesi coloro i quali comandavano erano il sindaco e il podestà, che si alternavano anche nelle rispettive cariche. In sostanza faceva 2 anni l'uno il sindaco e viceversa, 2 anni l'altro faceva il podestà. Inoltre, attraverso le leggi fascistissime, era nato il Gran Consiglio di Stato, venivano eliminati i partiti ritenuti antifascisti. Inoltre le associazioni non allineate con il sistema non potevano mettere in essere la loro attività, esclusa l'azione cattolica che rimase appunto
in essere in questo periodo storico. Inoltre, ancora, la povera gente, soprattutto la classe operaia, non aveva un diritto di sciopero, non c'era nessuna libertà di stampa. In sostanza, vengono eliminate tutte quelle libertà presenti in una società democratica, nonostante la sua imperfezione. Totale intolleranza verso coloro i quali non erano allineati con il regime fascista, venivano controllati appunto dall'OVRA. L'OVRA era l'Opera per la vigilanza e la repressione dell'antifascismo. Un altro accaduto da rammentare storicamente è sempre nello stesso anno 1926, Antonio Gramsci, ovvero il fondatore del Partito Comunista Italiano, veniva arrestato in quanto ritenuto antifascista. Famosi 20 anni di carcere. Tra il 24 e il 1940 venivano mandati al confino personalità illustri, tra le quali il sardo Emilio Lussu, Sandro Pertini, socialista, diventato il nostro Presidente della Repubblica, Umberto Terracini, Pietro Allongo, Francesco Fancello, Togliatti 18 anni in Unione Sovietica, diversi altri. Bene, in toto dobbiamo evidenziare come i confinati antifascisti erano 12.000, tra i quali non erano presenti solo delle autorità politiche, ma erano ritenute subalterne gli ebrei, come ben sappiamo, gli omosessuali, e quindi per salvare la pelle andarono oltre il regno italiano. Ricordiamo che nel 1936 c'era stato un primo trattato tra Roma e Berlino, e nel 1935-1936 appunto c'è stata la campagna in Etiopia, Eritrea. In sostanza è stata una campagna di colonialismo, ma era anche un movimento di emigrazione della povera gente, la quale aveva bisogno di lavorare. Andando avanti, nel 1938 abbiamo le vergognose, mi permetto di dire, leggi razziali. Nel 40, o per meglio dire nel 39, Mussolini firmò il patto d'acciaio, un nuovo patto appunto con Hitler, ritenuto il suo amico fedele, eccetera, eccetera. Bene, nel 1939 scoppia la seconda guerra mondiale, l'Italia non entra a far parte immediatamente, mentre l'anno successivo, nel 1940, l'Italia entra nel contesto bellico a fianco dell'alleato tedesco e di conseguenza conosciamo le relative situazioni che si sono purtroppo messe in essere nel contesto bellico. Bene, a questo punto presentiamo come, scendendo un po' più nel particolare, presentiamo la caduta del fascismo e l'arrivo all'8 settembre per giungere poi al 25 di aprile, giornata che festeggiamo tutti gli anni per non dimenticare e valorizzare e soprattutto tutelare la nostra democrazia. Bene, nella conferenza di Casablanca gli Stati Uniti e la Germania, scusate, la Gran Bretagna avevano deciso di attaccare direttamente l'Italia, siamo nel 1943, la quale appariva più debole dei paesi dell'asse, no? Dell'asse Roma-Berlino. Le terribili perdite subite dall'esercito italiano in Grecia, in Africa e in Unione Sovietica, oltre ai bombardamenti da parte degli alleati, avevano aperto le coscienze del popolo italiano, il quale aveva capito che ormai il paese era in una totale debolezza.
Oltre ciò, la situazione sociale era in crisi, rammentiamo il razionamento, per avere una razione di cibo bisognava esibire la tessera nonnaria, inoltre chi non poteva esibire la tessera nonnaria, la quale permetteva appunto di ricevere un tozzo di pane, era subentrato il mercato nero. Chi poteva acquisire dal mercato nero? Coloro i quali avevano il denaro, ovvero i ricchi. Quindi, in un contesto del genere, lo sbarco alleato in Sicilia, avvenuto tra il 9 e il 10 luglio del 43, fu accolto in un certo modo anche con piacere, una forma di liberazione da parte del popolo italiano, e di conseguenza il 25 luglio vede la caduta di Mussolini. Bene, a questo punto evidenziamo come gli anglo-americani, quindi gli inglesi e gli americani, avanzavano nell'isola di Sicilia e gli stessi gerarchi fascisti, riuniti appunto nel Gran Consiglio del fascismo, quindi l'elite del fascismo, avevano stabilito di affidare al re il comando delle forze armate e destituito appunto il duce, dal duce ovviamente da capo del governo. Rammentiamo che in questo consiglio, scusate, questo consiglio erano presenti Giuseppe Bottai, Dino Grandi, Galeazzo Ciano, il genero di Mussolini, cioè tutte personalità molto note all'interno del contesto italiano e non solo. Bene, a questo punto Vittorio Emanuele III cosa fa? Aveva affidato all'elite fascista e aveva appoggiato soprattutto in toto le decisioni del Gran Consiglio, nominando chi? Nominando un nuovo capo del governo, ovvero Pietro Badoglio. Pietro Badoglio era il più importante generale dell'esercito italiano e di conseguenza fece arrestare Mussolini, il quale fu mandato in prigione in Abruzzo sul Gran Sasso. Qua bisogna rammentare che il Gran Consiglio non aveva, o per meglio dire, non voleva la nomina di primo ministro delle Moggi di Pietro Badoglio, ma in un certo qual modo volevano che fosse a guidare il governo in questo periodo storico così delicato Dino Grandi. Infatti Dino Grandi è rimasto molto molto deluso. All'interno del Consiglio ci sono dei bellissimi film, ma anche dei documenti storici che ci mostrano tutta questa dialettica di filosofia politica, molto molto bello. Quindi, ritornando a noi, il re aveva cominciato a trattare in segreto con gli alleati in modo tale da mettere in essere una pace separata. Ma nello stesso tempo questo Vittorio Emanuele III cosa faceva? Tranquillizzava i tedeschi dicendo loro che li avrebbe affiancati continuamente come era dall'accordo precedente. Ma questo sappiamo non avviene. A questo punto vediamo come l'armistizio era stato firmato il 3 settembre del 1943 in Sicilia, esattamente a Cassibile, piccolo paese, e prevedeva la resa incondizionata dell'Italia. Bene, questo armistizio, quindi la resa, era stata resa nota appunto all'opinione pubblica da parte del generale Eisenhower l'8 di settembre del 43. Bene, lo stesso 8 settembre cosa succede? Vittorio Emanuele III e Badoglio abbandonano Roma, codardi, fuggendo prima a Pescara e poi a Brindisi. Bene, a questo punto ci possiamo porre la domanda attinente che fine fanno i soldati italiani. In breve tempo i tedeschi, dopo l'armistizio, avevano occupato tutta l'Italia centro-settentrionale. Bene, nello stesso
momento Vittorio Emanuele III e Badoglio avevano lasciato senza ordini l'esercito e soprattutto non avevano dato nessuna indicazione riguardo la linea da tenere nei confronti dei tedeschi. Quindi l'esercito era sceso in un caos, va bene? A questo punto cosa succede? Che in assenza di ordini, quindi chi ha fatto il militare conosce bene questo sistema, i soldati italiani cosa hanno fatto? Avevano tentato di difendere Roma dai reparti tedeschi inutilmente e in generale l'esercito si era arreso senza combattere e diversi soldati erano stati uccisi o addirittura deportati in Germania, mentre altri soldati in sostanza avevano avuto una vita, una fuga per meglio dire, solitaria o avventurosa in cerca di pace. Bene, anche le truppe italiane in Francia e nei Balcani erano allo sbando, non per niente la gran parte di loro erano disarmate, venivano disarmate e internate dai tedeschi. In toto, su 2 milioni di soldati italiani, 600.000 erano finiti nei lager nazisti. Bene, a questo punto potremmo parlare appunto dell'occupazione dell'Italia, in cui nel mese di ottobre il governo monarchico aveva denunciato l'alleanza appunto stretta con il Terzo Reich e gli aveva dichiarato guerra. A questo punto nasce il Regno del Sud, ma il Regno del Sud era stato riconosciuto come co-belligerante da parte degli alleati. Quindi, della serie, tu non devi chiedere niente, è solo una questione bellica. Bene, quindi con questo quadro vediamo come dopo lo sbarco in Sicilia gli anglo-americani avevano risalito la penisola italiana anche con una certa fatica avevano con certa fatica avevano conquistato una parte di quei territori in mano ai tedeschi. Bene, la penisola italiana si ritrova in una situazione strana, ovvero da una parte è sotto l'occupazione tedesca, ovvero il centro settentrione è controllato dai tedeschi e il centro-sud dagli alleati. Quindi immaginiamo cosa avevano vissuto i nostri connazionali in questo contesto storico. Bene, dopo l'8 settembre accade un qualcosa di importante. I tedeschi avevano avuto una reazione celerissima. Perché? Perché avevano occupato, come già detto, tutto il centro-nord, va bene? Ma già il 12 settembre erano stati in grado di liberare chi? Di liberare Mussolini. A questo punto Mussolini veniva portato in Germania al servizio di Hitler, il quale lo aveva spinto ad riscendere in Italia per formare soprattutto quella che conosciamo come Repubblica Sociale Italiana, RSI. Bene, questa Repubblica Sociale Italiana veniva istituita a Salò, infatti conosciamo che è la Repubblica di Salò presso il lago di Garda. Bene, già col termine Repubblica Sociale Italiana vediamo come il lessico legato alla filosofia politica è molto importante. Perché? Perché Mussolini, attraverso la Repubblica, vuole ritornare al periodo del socialismo, potremmo dire, al suo periodo pre-fascista, sociale socialista, italiana nazionale, quindi nazionale e patria, e non una repubblica sociale fascista. Quindi qua, attraverso questa azione lessicale, lui voleva far sì che le genti, il popolo italiano, riacquistasse quella coscienza
di nazione e di Stato, di patria e così via. Per essere chiari, la Repubblica di Salò in sostanza era uno Stato, c'è da ridere, no? In sostanza uno Stato fantoccio, in cui a comandare non era mica Mussolini, a comandare era Hitler, ok? Non per niente i seguaci della Repubblica venivano chiamati repubblichini con disprezzo, va bene? Ma dobbiamo mettere in chiaro come protagonista c'era in questo contesto di rinascita o in questa volontà di rinascita da parte fascista, vediamo protagonista il terrore dei repubblichini attraverso chi? Attraverso le famose Brigate Nere. Le Brigate Nere ricordavano le squadracce fasciste, che è nato sulle Ricino, che non fiesta lineare, là, tanti questi graros. Bene, i miliziani di Mussolini arrestavano, torturavano e uccidevano anche gli avversari del regime, cioè era proprio un clima di guerra civile. A questo punto evidenziamo come le Brigate Nere avevano catturato coloro i quali erano presenti nel Gran Consiglio del fascismo e che avevano appunto destituito Mussolini, e lo stesso Ciano, ovvero il genero del Duce, venne catturato, condannato condannato a morte, appunto, perché considerato un grande traditore, attraverso cosa? Attraverso quel processo sommario famoso avvenuto l'11 di gennaio del 1944 in Verona, il processo di Verona. Bene, a questo punto vediamo come i nazisti in Italia misero in essere delle stragi, numerosi lavoratori furono deportati a forza e costretti a lavorare in Germania. Perché? Perché dovevano sostenere quello sforzo bellico che i tedeschi stavano vivendo, appunto, ma soprattutto vivevano i nostri connazionali in condizioni di durissimo sfruttamento, in sostanza di rubro dei mai, papà non risulta manco un usuro, non prendiamo pane, acqua, ma era questa la situazione. Bene, a questo punto rammentiamo anche che gli ebrei italiani furono arrestati e deportati verso i campi di sterminio e come ben sappiamo purtroppo pochissimi rientrarono nella nostra terra. E da dove partivano? Partivano soprattutto dalla stazione di Milano. Non dimentichiamo il binario 21 in Milano, no? Hanno scritto tanti bei libri, delle musiche, delle poesie, eccetera. Binario 21, da dove partivano quasi 1000 ebrei e numerosi prigionieri politici. Quindi dal 1943 furono organizzati dei campi di concentramento purtroppo anche in Italia. Ricordiamo Fossoli, Risiera di San Saba, vicino Trieste. Bene, ma c'è un fatto che dobbiamo evidenziare, ovvero il fatto consiste, anzi riguarda l'opinione pubblica. L'opinione pubblica non si era espressa contro i rastrellamenti e le deportazioni, e non solo l'opinione pubblica, ma anche Papa Pio XII non aveva condannato apertamente le persecuzioni degli ebrei. Bene? Furono molti italiani che si erano attivati per proteggere e salvare diverse famiglie di origine ebraica in Italia. Un altro fatto che dobbiamo rammentare riguardano le SS quando attuarono una durissima guerra ai civili in Italia. Tanto per rammentare un bruttissimo episodio, l'episodio attinente nelle fosse ardeatine del 24 marzo del 1944, in cui i nazisti fucilarono 335 persone tra civili e militari italiani, in quanto
Si trattava di una rappresaglia messa in essere per vendicare l'uccisione di 32 soldati tedeschi caduti vittima di un attentato in via Rassella in Roma. Bene, andando avanti, vediamo come le stragi naziste si erano dirette sempre più verso piccoli centri, piccoli paesi. Ricordo Boves presso gli amici cuneesi di Cuneo, no? Circa 15.000 civili, potremmo dire civili innocenti, avevano perso la vita nel corso di queste spettate esecuzioni, rappresaglie, e i nazisti avevano accusato la popolazione, avevano messo in atto queste rappresaglie perché avevano accusato la popolazione di fornire sostegno a chi? A coloro i quali avevano aderito alla resistenza. Bene, quindi vediamo come la resistenza. Bene, con l'8 settembre nell'Italia centro-nord, centro-settentrionale, aveva avuto inizio la resistenza. La resistenza era formata da chi? Era formata dai partigiani. Questi partigiani si costituirono in modo spontaneo ed erano composti da soldati e ufficiali dell'esercito rimasti senza ordini, ma anche da coloro i quali erano perseguitati come antifascisti, ovvero sindacalisti, politici e soprattutto la forza di ogni popolo, ovvero i giovani, cioè i giovani studenti, ai giovani studenti si erano uniti anche diversi giovani di qualsiasi classe sociale, appartenenza. Bene, le azioni delle bande partigiane erano state inizialmente prive di un coordinamento. Potremmo dire che si trattava di bande isolate, in poche parole. Ma a breve tempo, a distanza di breve tempo, i partigiani erano stati inquadrati all'interno dei comitati di liberazione nazionale, la sigla CLN. Bene, queste erano organizzazioni clandestine. Bene, queste organizzazioni clandestine, quindi il Comitato di Liberazione Nazionale, erano nate soprattutto perché? Perché dovevano condurre una lotta unitaria contro i nazifascisti. Bene, rammentiamo come il giorno successivo all'armistizio, appunto, quindi all'8 settembre, si erano in modo ufficiale, quindi ufficialmente, ricostituiti i partiti che erano stati messi al bando durante il fascismo. Ed erano sorte anche nuove formazioni politiche. Bene, chi erano questi partiti? Partito Comunista Italiano, il Partito Socialista di Unità Proletaria. Il Partito Socialista di Unità Proletaria nasceva dalle ceneri del Partito Socialista, in poche parole. Avevamo il Partito Popolare di Don Luigi Sturzo, il Partito Repubblicano, il Partito d'Azione. Infatti il Partito d'Azione era ispirato a un movimento liberal socialista dei fratelli Rosselli, soprattutto. In sostanza nel giro di pochi anni si era anche sciolto, ma ebbe nel tempo una grande influenza per la nuova democrazia post-bellica. Bene, a questo punto vediamo come sotto la guida del Comitato di Liberazione Nazionale le formazioni partigiane si erano unificate dove? Si erano unificate nel Corpo dei Volontari per la Libertà, la sigla CVL.
ma rimasero differenziate, quindi erano rimaste differenti in base alla loro appartenenza politica, ovvero in base al loro partito di riferimento. E coloro i quali si riconoscevano nel Partito d'Azione fondarono Giustizia e Libertà, quelle formazioni di Giustizia e Libertà che si rifacevano a chi? Si rifacevano ai fratelli Rosselli. E come si distinguevano queste persone? Si distinguevano col fazzoletto verde, mentre le brigate Matteotti si distinguevano, che erano nate dalle ceneri del Partito Socialista, si distinguevano con un fazzoletto rosso-rosa, mentre le brigate Garibaldi, che si rifacevano per lo più nel Partito Comunista, si identificavano con un fazzoletto rosso. Però c'erano anche altre formazioni, ovvero c'erano anche dei movimenti, potremmo dire, partigiani di ispirazione cattolica, ovvero le Fiamme Verdi, e soprattutto abbiamo anche i reparti dei monarchici, chiamati anche badogliani o azzurri, in quanto l'azzurro era il colore della tradizione della monarchia, no? Tutte queste brigate, questi movimenti dei partigiani si rappresentavano perché erano antifascisti di sinistra e quindi erano spinte da una speranza che portasse alla vittoria e soprattutto alla trasformazione della società italiana e certe brigate, potremmo dire, addirittura speravano in una rivoluzione e avete capito già a chi mi riferisco. Come si caratterizza la resistenza italiana? La lotta partigiana aveva coinvolto più o meno 300.000 uomini, per meglio dire combattenti, uomini e donne, per essere precisi, scusate. Di questi 300.000 uomini e donne, 35.000 erano cadute sul campo di battaglia. Quindi queste azioni partigiane venivano messe in essere attraverso azioni di sabotaggio, attentati e imboscate contro ovviamente i tedeschi o i repubblichini, perché volevano conquistare il territorio, logico. Al di là degli aspetti militari, la specificità della lotta partigiana nel nostro territorio italiano e il suo, potremmo dire, significato andava oltre i valori civili, diciamo, o per meglio dire, andavano cercati oltre quei valori civili. Perché? Perché la resistenza italiana era nata soprattutto nel paese in cui aveva messo radici il fascismo e di conseguenza si era configurata come una guerra civile fra italiani, oltre che contro i nazisti, no? Quindi ha questa specificità l'Italia, no? E a questo punto nella psicologia sociale, donne e uomini e ragazzi e anche bambini eh, aspiravano ad una società democratica e per queste ragioni valeva la pena di combattere, di rischiare la vita e anche di lasciare la vita nel campo di battaglia. E quindi potremmo dire che la resistenza italiana era anche una guerra per far trionfare, per mettere in luce quei valori della libertà, del pluralismo, contro la dittatura fascista. Bene, ci avviamo alla conclusione e vediamo come nel centro-nord d'Italia gli alleati incominciano a conquistare terreno. Infatti all'inizio del 1944 avevano ripreso la loro avanzata
e conquistando diversi territori appunto, ma la strada per Roma era stata, potremmo dire, conquistata, guadagnata con costi elevatissimi e gli alleati erano giunti a Roma nel giugno, esattamente il 4 giugno del 44, per poi continuare verso il nord. Bene, però dobbiamo evidenziare come l'inverno del 44-45 era stato molto duro per i civili e per i partigiani del nord, in quanto il clima era molto rigido, inoltre erano presenti delle scarse disponibilità di viveri, per di più si erano intensificati i bombardamenti sia degli alleati ma soprattutto della violenza nazifascista in quelle terre. A questo punto vediamo come la vittoria degli alleati arriva per due vie, una per la via orientale e l'altra per la via occidentale. Bene, per invadere la Germania, quindi trattiamo del fronte orientale, per invadere la Germania e mettere, soprattutto chiudere questa guerra disastrosa, era necessario distruggere e far fuori la macchina bellica tedesca. Bene, in questo compito si erano impegnati con costi altissimi, con vite lasciate nel campo di battaglia, soprattutto i sovietici. A questo punto vediamo come nell'estate del 44 tutto, perché diciamo che anche i sovietici dovevano liberare i loro territori conquistati dai nazisti e di conseguenza nell'estate appunto del 44 tutto il territorio sovietico era stato liberato. Bene, a questo punto passiamo allo sbarco in Lombardia, che pone fine alla seconda guerra mondiale, potremmo dire. Infatti, nella conferenza di Teheran, cosa si è stabilito? Si è stabilito che gli anglo-americani sarebbero sbarcati in Lombardia. Qua stiamo parlando del maggio del 44, ovvero Lombardia nel nord della Francia. Dobbiamo anche mettere in chiaro come negli Stati Uniti aumentava senza limiti tutta la produzione industriale bellica, in quanto tutte le industrie si erano dedicate alla produzione di armi. Inoltre ci tengo a rammentare un'azione messa in atto da un personaggio, da uno studioso, da un matematico molto molto importante di nome Alan Turing. Alan Turing era un inglese che nel 1994 era riuscito a mettere a punto una macchina in grado di decifrare i messaggi in codice elaborati da Enigma. In sostanza era un apparecchio estremamente sofisticato in possesso dei tedeschi, quindi molto molto importante. Purtroppo Alan Turing si suicidò a causa della intolleranza della società del tempo. Bene, il 6 giugno scusate, del 44 era scattata la grande operazione e questa operazione che aveva invaso tutto il territorio della Normandia appunto, in sostanza era stata un'azione bellica storica, in quanto non era mai successa non era stata mai messa in atto una forza così grande di mezzi
ma soprattutto una grandissima organizzazione logistica. Da chi era guidata l'operazione in Normandia? Era guidata dal generale Eisenhower. Ricordiamo che vennero impiegate circa 4.000 navi da guerra, 12.000 aerei da bombardamento, e diciamo che lo sbarco in Normandia è stato giustamente celebrato come un momento cruciale della seconda guerra mondiale. Nonostante tutto, non bisogna dimenticare che a quella data la sconfitta della Germania si delineava già chiaramente per mano dei sovietici, i quali avevano diciamo messo sotto scacco tre quarti delle forze tedesche impegnate nel fronte orientale, quindi li avevano sfiancati, potremmo dire. Bene, anche in Francia c'è stato un personaggio molto molto importante, appartenente alla resistenza francese, che è il generale de Gaulle, bene? Che con i suoi uomini il 25 di agosto aveva liberato Parigi dai tedeschi. A questo punto la Germania era sotto scacco e minacciata di invasione anche da parte occidentale. E di conseguenza, nell'estate del 44, con l'avanzata degli alleati in Francia, la credibilità di Hitler era crollata. Ormai la società tedesca non credeva più nel suo grande dittatore. Infatti abbiamo un episodio che ci rappresenta anche questa psicologia sociale, ovvero l'episodio più emblematico si era verificato il 20 di luglio, quando Hitler era sfuggito, potremmo dire anche per miracolo, ad un attentato organizzato da un gruppo di suoi ex fedelissimi, erano ufficiali dell'esercito, i quali speravano che eliminando appunto il dittatore avrebbero potuto trattare delle condizioni di pace con gli alleati. Ma la storia ci dice che tutto ciò non è avvenuto perché Hitler si era reso conto dell'avvenuto o dell'avvenimento. A questo punto Hitler, nonostante la liberazione di Grecia, Bulgaria, Jugoslavia, Ungheria, si illudeva ancora di poter cambiare il corso della storia, il corso della guerra, grazie a quelle armi segrete che i grandi, sofisticati laboratori tedeschi portavano fuori, come gli aerei a reazione, missili, cioè i razzi. Per fortuna Hitler, nonostante i tedeschi fossero stati i primi a scoprire la nucleare, riteneva la costruzione della bomba atomica troppo impegnativa. Posotti nostra di pensare di aici. Potremmo dire ancora che per demolire la volontà di resistenza dei tedeschi, gli alleati avevano deciso di ricorrere a degli immensi bombardamenti aerei. Questi bombardamenti aerei erano già partiti dal 42, no? La campagna dei martellanti bombardamenti aerei sulle città tedesche ma anche italiane. Basta ricordare che la nostra terra di Sardegna, i bombardamenti a Cagliari del 43. Bene. Nella primavera del 1945 le armate alleate, ci accingiamo a conclusione, avevano invaso la Germania. Non era stato tanto facile invadere la Germania perché i teutonici avevano partecipato alla difesa della loro nazione attraverso tutti gli uomini in grado di combattere,
tra i quali c'erano anche degli adolescenti e anche degli anziani, i quali erano stati obbligati ad arruolarsi in quest'ultima resistenza, potremmo dire. Mentre nel mese di marzo dello stesso anno, appunto, i reparti dell'esercito britannico e degli USA avevano oltrepassato il Reno e i sovietici avevano dato l'assalto finale alla capitale tedesca, ovvero Berlino. A questo punto ramentiamo come il 30 di aprile del 1945 Hitler, rendendosi conto di aver perso la guerra e di aver perso tutto il suo potere, si era suicidato nel suo bunker sotterraneo. Alcuni giorni dopo, sulle macerie di Berlino sventolava la bandiera rossa sovietica grazie all'Armata Rossa. Il 7 maggio del 1945 i rappresentanti dell'esercito tedesco avevano firmato la resa incondizionata della Germania e la guerra finisce. A questo punto passiamo ad un altro movimento, in quanto tra gennaio e maggio del 1945 i sovietici avevano liberato i pochi superstiti che erano rimasti ad Auschwitz nei campi di concentramento e anche in altri campi. E quindi questo bisogna rammentarlo perché i tedeschi attraverso Himmler avevano deciso di cancellare queste prove smantellando dei campi di concentramento nell'Europa occidentale e nell'Europa orientale, appunto. E quindi questa è stata un'azione, diciamo, che testimonia come all'interno degli stessi tedeschi, degli altri ufficiali e non solo, le loro coscienze nelle loro coscienze erano presenti i delitti che facevano verso la povera gente. Bene, la liberazione dell'Italia avviene alle porte. Infatti nell'aprile del 1945 era partita una nuova offensiva anche nella nostra terra per liberare anche la parte settentrionale dell'Italia, dove il movimento partigiano era sopravvissuto al duro inverno. È stato un inverno molto tosto, come abbiamo detto anche precedentemente, e aveva ripreso a combattere contro i nazifascisti. Il 25 aprile, data che noi oggi festeggiamo, per rammentare la conquista della nuova libertà, della nuova democrazia, i partigiani erano insorti a Milano, a Bologna erano insorti insorti avevano liberato Bologna appunto il 21, poi avevano liberato Torino, Genova, diciamo le grandi città del nord, e in quei giorni le truppe alleate e i partigiani erano entrate nelle grandi città del nord, liberandole grazie anche all'appoggio della popolazione, la quale era insorta contro i tedeschi. E per chiudere il discorso, evidenziamo come Mussolini, essendo privo di qualsiasi appoggio, aveva tentato la fuga verso la Svizzera, ma nei pressi di Como, a Dongo, i partigiani l'avevano riconosciuto e arrestato. Ovviamente non era solo, come ben sappiamo, era con la sua compagna Claretta Pettacchi. Conclusione per chiudere questo fascismo, il 28 di aprile, pochi giorni dopo, anzi scusate, pochi giorni prima del suicidio di Hitler, avvenuto il 30 appunto, Mussolini fu fucilato e insieme
ad altri gerarchi fascisti. Vennero giustiziati e successivamente i loro corpi vennero portati a Milano, esattamente in piazzale Loreto, dove la folla era molto molto arrabbiata. A questo punto ci potremmo chiedere, ma perché proprio a Milano in piazzale Loreto? Mussolini è stato portato in piazzale Loreto e esposto pubblicamente perché un anno prima i fascisti avevano fucilato 15 partigiani. Fu questo l'ultimo atto della resistenza e il 29 aprile le forze tedesche in Italia avevano accettato di arrendersi firmando l'armistizio. Chiudiamo questo viaggio storico rammentando soprattutto ai giovani e ai meno giovani di tutelare, valorizzare e promuovere sempre la nostra democrazia con le sue imperfezioni, ma sempre libera, aperta al dialogo, fondata sulla Costituzione. Viva il 25 aprile, in buon'ora.